Buon pomeriggio, ben arrivati a tutti voi che ci state seguendo per il quarto pomeriggio di tutta questa settimana dedicata all'Open Student Day. Siamo arrivati appunto all'apertura dell'ultimo pomeriggio, questa apertura poi sarà seguita dalla presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento di Area Medica con la rubrica finale a tu per tutor. Non solo da questo, perché poi a seguire ci sarà appunto il momento dedicato all'orientamento ai genitori, all'orientamento alle famiglie, un evento che abbiamo introdotto ormai da 2 o 3 anni, che ha avuto il suo successo e che quest'anno ovviamente lo riproponiamo in versione a distanza. Ma questa ultima apertura vuole essere un'apertura anche più ricca di quelle che abbiamo trattato, che abbiamo svolto i giorni scorsi, in quanto andremo a parlare veramente di tante cose. Infatti il titolo di questo pomeriggio, di questa apertura di oggi è UniUD, il suo territorio, il placement, il diritto allo studio e i servizi della Regione Friuli Venezia Giulia per i giovani e le famiglie. E quindi parleremo di tante cose. E per parlare di tutte queste cose in realtà abbiamo tanti ospiti, oggi gli ospiti sono a distanza, sono nelle loro sedi, ve li presento subito uno a uno e quindi innanzitutto per l'Ardis, o per meglio dire per l'Agenzia regionale per il diritto allo studio Friuli Venezia Giulia, la professoressa Patrizia Pavatti. Per la Regione e in particolare coordinatore struttura stabile di sostegno all'orientamento, scusatemi devo leggerlo, della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, la dottoressa Antonella Santin, e poi 2 ospiti ovviamente, 2 colleghi, 2 amici di UniUD, e quindi il professor Marco Sartor, che l'avrete magari già conosciuto, è il delegato del Rettore al placement, e chiudiamo in bellezza con il prorettore. Abbiamo aperto martedì scorso con il magnifico rettore e oggi chiudiamo con il prorettore, il professor Angelo Montanari. Con loro appunto parleremo di tutti questi diversi aspetti e vorrei partire in primis con il professor Marco Sartore, e quindi con il placement. Ieri abbiamo parlato di studenti, servizi agli studenti, di supporto agli studenti, quindi di tutorato, di sport, di tutti quei servizi che possono aiutare a vivere l'università in maniera completa e positiva. Ma alla fine del percorso universitario ovviamente un ragazzo ha l'aspettativa di trovare un'occupazione, quindi di trovare o di iniziare a intraprendere una strada nel mondo del lavoro. L'Ateneo di Udine ormai dal 2013, credo, è partito con appunto questa delega specifica che segue il professor Sartora, lo chiamerò Marco da collega e da amico, da quella volta, e quindi io volevo chiedere in prima battuta a lui quali servizi offre il placement dell'Ateneo di Udine. Innanzitutto cos'è il placement? Il placement è un'attività che serve ad accompagnare i nostri laureati nel mondo del lavoro. Diciamo che sono i nostri servizi post vendita, anche la nostra garanzia che offriamo ai nostri utenti sul fatto che il percorso che hanno fatto garantirà loro il più possibile anche un percorso di carriera di successo e possibilmente anche ricco. Per cui diciamo che gli atenei in Italia sono valutati anche sui livelli di occupazione dei propri laureati, e quindi per questo è nata una delega al placement che serve esattamente per questo motivo. E quindi il mio obiettivo ultimo qual è? Occupare i ragazzi prima possibile, nella percentuale più alta possibile, e far sì che guadagnino in tempi brevi la somma più alta possibile. E questi sono un po' i 3 parametri essenziali di cui si occupa appunto il placement. E quindi nascono una serie di servizi che servono un po' a raggiungere questi obiettivi, quindi essenzialmente una serie di iniziative, servizi, eventi di matching tra domande e offerte di lavoro. Quali sono i successi? Ormai sono tanti anni, sono 8 anni appunto che ti occupi di placement.
i successi che ritieni di aver raggiunto in relazione ovviamente agli obiettivi perseguiti da questa delega e quali sono gli sviluppi futuri che ti prefiguri, cioè come può essere implementato il servizio o come potrebbe essere implementato il servizio secondo te? Allora, la domanda è complessa. Diciamo che noi abbiamo creato un career center che oggi gestisce circa 800 offerte di lavoro l'anno e quindi diciamo che 800 offerte. 800 offerte e quindi potenzialmente 800 ragazzi e ragazze trovano un lavoro grazie a un servizio di intermediazione dell'Ateneo. Quindi diciamo che l'orgoglio più grande è quello di aver creato una vetrina molto visibile ormai, per dare appunto una visibilità alle competenze, ai talenti, all'energia, al vigore dei nostri ex allievi. Ecco, questo è diciamo, il servizio di cui sono più orgoglioso. Ovviamente ci sono tantissime richieste, non tutte le richieste riusciamo a soddisfarle, però facciamo il possibile per venire incontro alle aziende e anche ai nostri studenti. Quindi le richieste che non si riescono a soddisfare sono le richieste da parte delle aziende più facilmente? Cioè qual è diciamo, quelli che sono da che lato le richieste spesso risultano non esaudibili dal lato azienda o dal lato studenti? Allora, la difficoltà è un po' questa che soprattutto alcuni tipi di indirizzi vedono una richiesta da parte del mercato del lavoro che è molto molto spinta e quindi oggettivamente esiste un mismatching tra domanda e offerta e quindi per alcune posizioni, per alcune figure la domanda è molto più ricca dell'offerta e per altre l'offerta è molto più ricca della domanda e quindi talvolta sono le aziende a rimanere diciamo un po' insoddisfatte perché non riescono a trovare candidati sufficienti e talvolta invece sono i candidati che non riescono completamente a trovare una loro collocazione come vorrebbero. Questo, d'altronde anche questa possibilità di confrontare, Marco, smentiscimi eventualmente, di confrontare domanda e offerta potrebbe offrire anche grandi spunti per diciamo, affinare alcuni percorsi didattici, ma ovviamente noi non entriamo nella dimensione della didattica in questo contesto. Una domanda che arriva da parte degli studenti che tra l'altro voglio dire è anche comprensibile perché poi adesso ricordo che negli eventi che tu organizzi, per esempio uno dei supporti che vengono offerti dal servizio di placement è anche la diciamo, compilazione, il supporto nella compilazione di un curriculum. Ma i ragazzi ci chiedono quali sono le abilità che le aziende richiedono e ovviamente parlando di abilità non stiamo parlando di competenze disciplinari ma stiamo entrando nel merito di quelle che sono le abilità del singolo e quindi le competenze trasversali se vogliamo. Allora, il mercato del lavoro sta diventando sempre più competitivo e quindi faccio un esempio legato all'ingegneria che è un po' la mia casa più ristretta di provenienza. Un tempo le aziende chiedevano ingegneri, punto. Oggi chiedono ingegneri che abbiano conoscenza per esempio di diritto e che abbiano avuto delle esperienze all'estero e che abbiano fatto volontariato e quindi che abbiano affinato le soft skills. Ecco, quindi mentre una volta le domande da parte delle aziende erano legate a uno specifico corso di laurea, e quello che sta capitando sempre più spesso è che c'è una richiesta di interdisciplinarietà e quindi che laureati in discipline umanistiche che sappiano di informatica,
laureati in agraria che sappiano in modo importante di management. E quindi ecco, diciamo che i ragazzi hanno un compito più difficile rispetto al passato, perché è richiesta una competenza che va oltre il loro ristretto percorso di studi. E quindi ecco, l'invito a tutti i ragazzi è quello di fare più esperienze possibili e curiosare in discipline che sono anche lontane da quelle che riguardano il loro corso di studi. Questo è un bellissimo messaggio e questa diventa anche un suggerimento importantissimo per i ragazzi che ci seguono. Quindi al di là dell'intraprendere un percorso che, voglio dire, prefigura poi una professionalità specifica, non dimenticate di arricchire le vostre competenze anche in direzioni diverse, che alle volte possono essere legate anche a degli interessi, delle passioni specifiche, altre volte a delle esigenze del mercato occupazionale. Quindi non vi preoccupate appunto di essere multidisciplinari e di essere curiosi, come ha detto Marco, e alle volte anche di riorientarvi magari dopo il primo livello. Quindi io ti chiederei, visto ci hai già lanciato di fatto un messaggio, ma ti chiederei, visto che poi dopo ci devi lasciare che hai appunto necessità non ci puoi seguire tutto il periodo, tutta l'ora di apertura, vorrei chiederti, vuoi lanciare un messaggio ai ragazzi che ci seguono, che è un po' forse la sintesi delle diverse cose che ci hai detto relativamente appunto all'occupabilità e agli strumenti per l'occupabilità? Allora, io vorrei solo lanciare questo messaggio che nasce un po' dall'esperienza dei nostri master. All'interno dei nostri master noi vediamo una fame di interdisciplinarietà e una fame di skills legate alle capacità di comunicazione, negoziazione, è veramente fortissima da parte di trentenni, quarantenni, cinquantenni. E quindi il mercato del lavoro richiede sempre di più questo tipo di capacità, che sono capacità che si maturano con il tempo. E quindi il mio consiglio nei confronti dei ragazzi è quello di iniziare questo percorso, mettendosi alla prova, magari lavorando in piccole associazioni di volontariato e quindi cercando di fare anche qualcosa di pratico durante il loro percorso di studi, per testare cosa vuol dire lavorare in gruppo e cosa vuol dire arrivare a una sintesi tra pensieri diversi. E quindi ecco, prima si parte in questo percorso e prima si maturano questo tipo di competenze che sono utili per la vita privata e sono utili ovviamente per la vita lavorativa. Grazie, io ti ringrazio Marco, grazie per il tuo messaggio. Tra l'altro, parlando di competenze trasversali, ricordo anche che l'Ateneo ha attivato dei corsi, chiamo in causa il professor Montanari, per le competenze trasversali, una domanda fuori programma, si chiamano i corsi XL, no? Mi sembra. Sì, assolutamente. Diciamo Ma due parole di io questi. Intanto saluto Marco, se deve lasciarci non c'è problema. Io Grazie. rimango con voi. Allora rimani, grazie. Grazie. no, mi ero appuntato mentre parlava il professor Sartor perché non ci siamo messi d'accordo, ma No, la parola infatti. chiave interdisciplinarietà è una parola che richiamavo anch'io alla fine del mio intervento ed è anche uno degli obiettivi principali del piano strategico che l'Ateneo si sta dando. E all'interno di questo piano strategico rientrano anche queste competenze trasversali su alcuni fronti, direi fondamentali. Uno è quello della sostenibilità, un altro è quello dell'inclusione, un altro è quello del digitale. Abbiamo pensato proprio a dei percorsi anche didattici, cioè un piccolo numero di crediti che viene offerto in maniera trasversale su queste frontiere. Quindi sì, stiamo assolutamente muovendoci in quella direzione, poi magari aggiungerò qualche cosa in più E nel mio infatti, intervento. visto che ce li ha nominati appunto Marco, a questo punto era giusto appunto sottolinearli. Torniamo indietro, torniamo diciamo a quelle che sono le esigenze effettive dei ragazzi che ci ascoltano, ovvero sia l'orientamento, la scelta, la capacità la consapevolezza di cosa si vuole fare, cosa si vuole studiare.
Non solo l'orientamento viene svolto dagli atenei e dalle scuole, spesso atenei e scuole in collaborazione, ma un altro attore fondamentale nel progettare attività di orientamento è appunto la Regione Friuli Venezia Giulia. E allora io volevo chiedere alla dottoressa Santin quali sono i servizi che la Regione offre per accompagnare non solo i ragazzi ma anche le famiglie nelle loro scelte. Buongiorno intanto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Porto i saluti comunque da parte dell'amministrazione, in particolar modo da parte del direttore, vice direttore centrale, dottoressa Chetti Segatti, e direttore del servizio appunto ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, di cui la nostra struttura fa parte. Ecco, come amministrazione regionale, come regione, noi lavoriamo appunto soprattutto come aiuto, come assistenza tecnica alle scuole, alle istituzioni scolastiche per la progettazione appunto di percorsi di orientamento all'interno di un programma che è stato voluto fortemente dall'amministrazione, che è il programma Vision, in cui appunto sono così evidenziate tutte i vari aspetti che le scuole possono affrontare per organizzare al meglio attività formative e attività di orientamento che sostengono i ragazzi e sostengono le famiglie nel momento della scelta, nel momento della decisione. Ecco, l'orientamento che noi presentiamo alle scuole è un orientamento visto soprattutto come autoconsapevolezza, che poi porta ad un'idea sociale, ad un'idea relazionale di progresso nella formazione e nel lavoro. Lavoriamo molto con i docenti. Dottoressa Santin, deve accenderci il microfono perché... Scusi, ecco, siamo molto... Ma siamo in diretta, va bene così, quindi torniamo okay. Due paroline mi scuso. Non c'è problema. Ecco, un'idea che noi portiamo nelle scuole è quella dell'orientamento come autoconsapevolezza, come socialità, come relazione, come progresso nella formazione e nel lavoro. Lavoriamo molto con i docenti, ripeto, però siamo molto attenti a quelle che sono le richieste dei ragazzi e delle famiglie. Difatti ci rivolgiamo anche a loro e loro possono accedere ai nostri centri di orientamento che sono dislocati nelle 3 ex province, quindi Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, e rispondiamo a quelle che sono esigenze o necessità nel processo di orientamento e nell'affrontare i momenti decisionali, i momenti di scelta. In che cosa consiste? Consiste soprattutto in 2 tipi di interventi: consulenze di tipo informativo e consulenze più legate all'orientamento. Per quanto riguarda le informazioni, diamo informazioni sui sistemi scolastici, sui sistemi formativi, professionali, su quelle che sono le filiere formative legate alle filiere produttive regionali, presenti naturalmente in regione e qualcosa anche vicini perché Pordenone soprattutto, essendo zona più di confine, ci fanno anche richieste di altre località, però ci concentriamo soprattutto su quelle che appunto sono le offerte formative all'interno della regione. Per quanto riguarda invece la consulenza di orientamento, che diciamo è più il nostro pane quotidiano, essendo psicologi orientatori, diamo supporto al processo di scelta, ai percorsi di studio, di formazione. Esploriamo insieme con i ragazzi che arrivano soprattutto quella che è la parte di conoscenza di sé e come questa può raccordarsi con quelle che sono comunque le richieste delle filiere produttive appunto della regione, e anche come possono raccordarsi con quelle che è l'offerta formativa della regione, in modo tale che i ragazzi siano il più possibile all'interno di questo processo e di questo anche modo di essere
di aiuto anche alla società che poi andranno, in cui poi si inseriranno con la propria formazione, con la propria specificità e con le proprie specializzazioni formative. Ecco, da noi si può entrare tranquillamente, si telefona, si invia una mail o ci si reca anche di persona, adesso un po' meno però, è abbastanza facile trovarci, insomma, e fissare degli appuntamenti. Quindi tenendo conto appunto delle vostre competenze di psicologi orientatori, competenze Sì, quindi estremamente sì. specifiche, quali elementi secondo lei possiamo suggerire ai ragazzi nella loro attività, nel loro momento di scelta, cioè quali elementi devono prendere in considerazione dal vostro punto di vista e dalla vostra competenza? Allora, innanzitutto vorrei dare 2 o 3 aggettivi a quello che è una buona scelta, perché le richieste che ci vengono fatte spesso è: ma questo che io sto per scegliere è una scelta giusta? Allora, non ci sono scelte giuste, ci sono scelte che possono essere buone scelte. Quindi una scelta che dovrebbe essere realistica, cioè legata alle caratteristiche personali, però legate anche alla realtà sociale ed economica. Una scelta che possibilmente deve essere libera, quindi né imposta né condizionata da altri, ma valutata personalmente, e una scelta il più possibile attraente, quindi una scelta che è vissuta come un passaggio, che porta a qualcosa che attira affettivamente, che piace, che entusiasma, che appaga la persona, che soprattutto stimola la curiosità, una curiosità che deve essere soprattutto a quest'età, io mi permetto di dire una curiosità di tipo intellettuale, una curiosità che soddisfa la mia intelligenza emotiva, una curiosità che mi dà soddisfazione personale, ma che anche soddisferà poi quelle che sono le richieste della società. Quindi cosa vedere in particolar modo? Come dicevo prima, una conoscenza di se stessi, quindi partire dagli interessi, da quello che mi piace, da quello che mi appassiona, da quello che mi attira di più, quali sono le mie capacità che finora ho acquisito, le mie competenze che finora ho acquisito attraverso la mia formazione scolastica, e anche, giustamente come si diceva prima, anche esperienze diverse. Noi per esempio seguiamo i ragazzi durante l'estate che si offrono anche per tirocini estivi, quindi ragazzi che durante il periodo di sospensione scolastica fanno delle esperienze lavorative e quindi hanno modo di ampliare le proprie competenze. Quali sono i loro sogni, quali sono i desideri, come si costruiscono la loro idea di futuro, come si vedono nel futuro, e anche quali sono i loro valori, cioè rispetto alla professione, che cosa per loro è importante, sapendo che naturalmente una nuova visione sarà sempre auspicata, perché ognuno di noi, come ultimamente si cerca anche di far passare questo messaggio, e cito: ognuno di noi è e sarà ciò che gli altri sono e saranno. Quindi la filosofia Ubuntu, che è di moda adesso anche tra i ragazzi, cioè tener conto di quello che si è, insieme con anche per gli altri, per la società. Questo non Chiudo con questa... Prego? No, chiuda pure che dopo... No, volevo solo aggiungere rispetto al futuro. Ecco, io ci metterei dentro anche la valutazione delle proprie passioni, la valutazione anche di quanto io posso e dovrei e mi piacerebbe essere anche curioso del nuovo, curioso di quello che viene, curioso di quello che sarà, e questo mi permetterà di affrontare anche difficoltà, di affrontare anche sfide, perché immagino che dopo la scuola superiore sfide e difficoltà ce ne saranno. Quindi se io ho curiosità, se io mi sento dentro l'attività che desidero continuare, che desidero fare, riesco a darmi del tempo, riesco a far sfruttare molto bene il tempo che ho a disposizione, e sicuramente raggiungerò anche la soddisfazione che
la mia fatica di studente sicuramente premierà, insomma. Sì, Mi fermo grazie, qui. cioè, diciamo che Ah, voglio dire, questo discorso è quasi commovente, no? In questo loro percorso di scelta e la loro capacità di vedersi nel futuro. Quindi ritengo che per voi sia alle volte una vera e propria sfida riuscire ad aiutarli, a supportarli, al di là della corazza dell'insicurezza, aiutarli a conoscere, a capire chi sono, cosa potranno essere, cioè è un'età molto difficile e quindi Certo. le vostre competenze sono fondamentali. Prima anche accennato una scelta libera e allora faccio una domanda. Sì. Ma quanti arrivano da soli e quanti arrivano magari accompagnati dai genitori, dove il genitore alle volte è uditore, alle volte è comunque condizionante, anche se non direttamente? Ecco, diciamo che la maggior parte vengono da soli e di questo noi siamo molto contenti. C'è una piccola parte che viene accompagnata dal genitore e in alcuni casi, devo dire anche che mi è successo personalmente, il genitore faceva le domande al posto del ragazzo. Ecco, in questo caso invitiamo così il genitore a lasciare che sia il ragazzo che prenda in mano il proprio futuro, che prenda in mano il proprio percorso professionale, che stabilisca con noi quelli che sono i passi che dovrà seguire, perché è una sua formazione, è il suo futuro, è il suo mettersi in gioco. Diciamo che giustamente comunque le famiglie, e soprattutto in questo periodo, hanno un po' di timore, un po' di ansia, un po' di preoccupazione per quello che sarà poi l'evolversi della decisione, della scelta. Diciamo che è comprensibile. Ecco, cerchiamo di sostenere anche loro dicendo, mi permetto così una battuta: signora, vada a bersi un caffè che io intanto faccio 2 chiacchiere con questo bel ragazzo, con questa bella ragazza, insomma. Sì, mi Ecco. sembra l'approccio più che corretto, ma d'altronde anche noi abbiamo inserito 2 anni fa appunto l'incontro con i genitori e questo aveva suscitato un po' di polemica dentro l'Ateneo. Ma in realtà il contenuto dell'incontro che noi dedichiamo ai genitori non è orientare i genitori, ma è No, dare un glossario in qualche modo, perché se dovessero essere richieste loro pareri, loro siano in grado di capire come è cambiato il contesto universitario. Ma noi chiudiamo sempre con un bel discorso che vuole dire al genitore: tu stai dietro, se c'è bisogno intervieni, se no lascia decidere al ragazzo non condizionandolo. Quindi questo è, diciamo, un messaggio che riteniamo importante, perché come sì. nei vostri uffici anche da noi spesso sono arrivati i ragazzi accompagnati dai genitori, dove parlavano i genitori. Ci vuole in chiusura accennare a qualche altro servizio che la Regione offre ai giovani? Sì, all'interno del sito dell'amministrazione regionale ci sono vari box a cui ci si può, a cui si accede tranquillamente. Ci sono tutta una serie di informazioni dal piano regionale per gli interventi per il diritto e le opportunità dello studio universitario, quindi tutto ciò che la Regione può dare per aiutare i ragazzi. C'è l'informazione, comunque dopo la professoressa Pavati parlerà più approfonditamente dei servizi dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio. Ci sono dei percorsi che comunque i ragazzi possono fare in autonomia, con un questionario sugli interessi dedicato appunto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. C'è Via il Futuro, dove sono indicati tutti i percorsi universitari della Regione. C'è la possibilità di avere un account per la piattaforma Sorprendo, dove ci sono elencati più di 400 profili professionali che si possono appunto mettere in correlazione con quelle che sono le mie caratteristiche personali e con i vari percorsi che si possono scegliere per arrivare a quel tipo di professione. C'è il sito
INFVG, Formazione Lavoro e Giovani, ci sono portali YouTube dove si possono trovare webinar, si possono trovare slide, si possono trovare interviste a professionisti che descrivono la propria professione e c'è il sito Giovani FVG, dove ci sono anche all'interno tutta una serie di informazioni per l'iscrizione all'università, per il lavoro, per lo studio, per la formazione all'estero, cosa che viene richiesta parecchio. C'è il portale Eures, lo stesso portale per lo studio e il lavoro all'estero. Canali social, c'è l'esperto risponde, dove si possono avere delle risposte puntuali su delle domande specifiche per il lavoro, la formazione e l'istruzione e infine materiali cartacei che comunque si possono ancora trovare presso i centri di orientamento. Ricordo che il servizio pubblico è gratuito, quindi possono accedere tranquillamente. Grazie, veramente una moltitudine di servizi e mi permetto anche di dire di offerte di supporti che vanno veramente a 360 gradi, perché se noi all'Ateneo di Udine parliamo di orientamento in ingresso in un Ateneo, quindi in formazione universitaria, in realtà l'orientamento è un orientamento verso direzioni che possono essere anche le più diverse, non solamente lo studio universitario. Se possibile, io volevo solo fare una piccola chiosa, no? Prima ha chiesto quale frase, al professor Sartor ha chiesto quale frase lasceresti ai ragazzi. Ecco, io vorrei lasciare questa frase che mi permetto di riportare, che è una frase di Steve Jobs, quattro parole molto semplici: stay hungry, stay foolish. Siate affamati di conoscenza, siate affamati di preparazione, siate affamati di formazione e siate anche un po' pazzi, perché comunque il futuro si costruisce anche con un po' di fantasia e di creatività. Esatto. Grazie. Grazie dottoressa, è un messaggio molto importante. Andiamo avanti. Abbiamo sentito la dottoressa Santina accennato diritto allo studio e quindi di diritto allo studio parliamo proprio con la professoressa Pavatti dell'Ardis e la prima cosa che vorrei chiedere a lei per farvi capire di che cosa stiamo parlando è che cos'è il diritto allo studio. Buon pomeriggio a tutte le persone che sono in ascolto, buon pomeriggio a voi. Allora, mi fa molto piacere infatti parlare di diritto allo studio perché si tratta di una misura oramai di sistema che è stata costruita negli anni dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che ha lo scopo di dare a tutti gli studenti la possibilità di arrivare ai gradi più alti dell'istruzione. E questo significa quindi dare anche la possibilità a studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi di poter studiare, quindi di avere dei contributi in denaro, ma anche la possibilità di alloggi, una serie quindi di misure che sono all'interno del diritto allo studio proprio per agevolare i loro percorsi. Ma in che cosa consiste una borsa di diritto allo studio? Cioè che tipo di benefici offre nel concreto? Allora, le misure intanto del diritto allo studio sono molteplici. Abbiamo le borse di studio, abbiamo i servizi alloggi, abbiamo i contributi per la mobilità internazionale, i contributi straordinari e anche i servizi di ristorazione. Alcuni dei servizi del diritto allo studio sono riservati a certe categorie di studenti, altri sono destinati alla generalità degli studenti. La borsa di studio è una misura molto importante perché è un contributo in denaro che viene concesso agli studenti, che noi identifichiamo in 3 diverse tipologie. Ci sono gli studenti cosiddetti fuori sede e per questi intendiamo studenti che non risiedono nella sede universitaria e nemmeno troppo vicino. Abbiamo quindi elencato proprio una serie di comuni del Friuli Venezia Giulia che per noi sono intesi abbastanza distanti dalla sede universitaria e poi naturalmente tutti gli studenti che arrivano da altre regioni d'Italia, dall'Europa o anche a livello internazionale, quindi extraeuropei. In questo caso quindi la borsa di studio è abbastanza consistente, abbiamo praticamente un contributo in denaro che è all'incirca di 5.000 euro e poi si differenzia anche in base alle fasce ISEE.
Poi abbiamo la seconda categoria, quella dei cosiddetti pendolari, quindi sono gli studenti che si trovano ad una distanza non eccessiva dall'università, per cui hanno la possibilità di raggiungere la sede quotidianamente. In questo caso la borsa di studio ha un importo un po' inferiore, intorno ai 3.000 euro. Infine abbiamo gli studenti cosiddetti in sede, che sono quelli che risiedono nella stessa località in cui c'è l'università, oppure la sede didattica nell'università, come nel vostro caso Gorizia, ad esempio, o Pordenone, e in questo caso abbiamo una borsa di studio più ridotta. La cosa importante da dire è che queste borse di studio non hanno un vincolo di destinazione di spesa, sono dei veri e propri contributi in denaro che poi lo studente utilizza come meglio crede. Possono servire naturalmente per acquistare libri, possono servire per i trasporti, possono servire per tanti motivi, però non andiamo appunto a sindacare sull'utilizzo. Come si ottiene Sì, però infatti. questa borsa di studio? Esatto, c'è una domanda da parte degli studenti: quante borse vengono messe a disposizione ogni anno e in che modo si riesce a vincere? Allora, su quante magari possiamo portare un prospetto del passato, su come. Per quanto riguarda il quante, non c'è un limite numerico, nel senso che noi acquisiamo le domande. Come facciamo? Apriamo un bando. Ogni anno nel mese di giugno, grosso modo, viene pubblicato un bando, e tra l'altro un bando unico che contempla tutte le misure, di cui magari parleremo dopo, non soltanto quelle riferite alle borse di studio. Gli studenti presentano domanda. Allora noi abbiamo due requisiti fondamentali. Uno è dato dal limite ISEE, che viene stabilito ogni anno da un'ordinanza ministeriale, e quindi appunto il requisito fondamentale è essere comunque all'interno di queste fasce ISEE. Il secondo requisito è il merito, ed è fondamentale, perché se la borsa di studio il primo anno viene ottenuta quindi da chi si iscrive per la prima volta, per cui non c'è un merito universitario ancora da valutare in base proprio allo sbarramento ISEE, poi la si mantiene negli anni a venire soltanto con il raggiungimento di un determinato numero di CFU. Questo vale anche per le matricole. Noi diamo alle matricole il beneficio di inventario cosiddetto, cioè nel senso che se sono nei limiti ISEE concediamo loro sulla carta la borsa di studio, ma gliela daremo effettivamente al raggiungimento dei 20 crediti, che non sono nemmeno tanti tra l'altro, entro il 10 agosto dell'anno naturalmente successivo, quindi del primo anno accademico per loro. E poi per gli anni a venire appunto si continua a mantenere la borsa, quindi detto il primo sbarramento, proprio con il raggiungimento di un determinato numero di CFU che viene stabilito annualmente. Per cui il bando, ripeto, si apre grosso modo a giugno, rimane aperto un mese, facciamo un'istruttoria prima molto veloce per quanto riguarda agli alloggi, di cui magari parlerò tra poco. Sì. E invece per quanto riguarda la borsa di studio c'è tempo, fino ai primi giorni di ottobre, stabiliamo annualmente comunque le date precise di apertura e di chiusura del bando. Ecco, ciò che è importante sapere è che comunque la matricola si può fare domanda, si può iscrivere quindi ad Ardis e presentare la domanda anche prima dell'iscrizione all'università, perché molte volte appunto c'è stato questo tipo di confusione, quindi c'è l'attesa fino all'ultimo, magari per chi è ad accesso programmato, no? Università a numero chiuso, magari si trova in difficoltà e non presenta domanda pensando appunto che la mancata iscrizione sia motivo ostativo, cosa che appunto non è, perché si può presentare domanda ad Ardis anche prima dell'iscrizione, e di tutta evidenza che poi noi andiamo a verificare la regolarizzazione dell'iscrizione, altrimenti decade dalla possibilità di ottenere la borsa. Quindi di fatto. Posso dire no, ancora questo proprio per la domanda quante borse. Beh, noi annualmente riceviamo circa 10.000 richieste di borse di studio e riusciamo ad accontentare, non perché manchino i fondi, ma perché non tutti appunto poi hanno i requisiti richiesti, circa 6.000-7.000 studenti ogni anno. Quindi abbiamo risposto a tutte le domande che gli studenti avevano posto, perché il discorso non è un limite a priori del numero di borse, ma si accolgono tutte le domande. Tutti coloro sostanzialmente che entrano nei requisiti ISEE poi di fatto riescono ad avere appunto la borsa. Non si vincono in base al merito, ma il requisito ISEE basta, ma si mantiene in base al merito, quello sì che è un merito molto ridotto, comunque 20 crediti, 20 CFU l'anno per intenderci, chiedo anche al professor Montanari, dipende da quanti crediti valgono i diversi esami, ma stiamo ragionando su 3 insegnamenti, 3 esami
da 6 crediti o 7 crediti, insomma voglio dire, o 2 grossi insegnamenti da 9, 10, poi in realtà sui crediti si entra nei meandri di quanti crediti valgono gli insegnamenti nei diversi percorsi di laurea. Devo precisare però 20 crediti solamente il primo anno, poi sono di più negli anni successivi, quindi c'è un numero che varia di anno in anno, Sì. Però diciamo che un bravo studente riesce tranquillamente a raggiungere i crediti. Devo anche dire che c'è una grande attenzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti del diritto allo studio, perché ad esempio quest'anno, anno Covid, grandissime difficoltà, abbiamo riscontrato che molti studenti proprio per difficoltà oggettive non avevano potuto raggiungere i crediti, difficoltà che erano legate o lato università, ad esempio a insegnamenti soppressi, rinviati, esami fatti non nel periodo ma rimandati a più avanti, oppure legati lato studente alla non connessione, quindi l'incapacità di seguire le lezioni per mancanza di connessione, oppure per mancanza di PC, o in alcuni casi anche ambiente non consono, perché non tutte le case sono adatte appunto a seguire le lezioni oppure a dare uno spazio riservato allo studente per sostenere gli esami. Allora dicevo, la Regione proprio ha fatto un'azione unica sul territorio nazionale, è venuta incontro a questi studenti, ha riconosciuto questi motivi oggettivi ostativi e comunque ha in qualche modo favorito appunto l'avvicinamento alla borsa, abbonando diciamo i crediti che mancavano. Sì, giusto per tornare, 20 crediti al primo anno è 1/3 dei crediti che sostanzialmente caratterizzano il primo anno, che sono 60. Vogliamo dire 2 parole sugli altri benefici ed entrare nel merito degli alloggi? Degli alloggi appunto per gli studenti? Molto importanti gli alloggi, perché Ardis ha molte case dello studente, abbiamo oltre 1000 posti letto e rimanendo proprio su Udine, che è ciò che ci occupa oggi, noi abbiamo una sede importante ai Rizzi, al Polo dei Rizzi, dove ci sono appunto delle palazzine, sono 3 blocchi case, tra l'altro con una grande ospitalità, si presentano davvero molto bene perché sono delle case che per quest'anno abbiamo utilizzato tra l'altro solo come camere singole, altrimenti ci sono anche delle camere doppie e sono di fronte all'università, un ambiente anche molto fresco, bello, insomma tutto con il verde intorno, ci sono le cucine all'interno, i servizi naturalmente privati, le aule studio e sono occupate appunto dagli studenti che fanno domanda sempre a valere sul bando unico, per quello dicevo che il bando esce una sola volta a giugno e contempla tutte le misure che possono interessare gli studenti. Poi noi abbiamo una bella residenza in Viale Ungheria che purtroppo è chiusa da un paio d'anni per questioni di ristrutturazione, di manutenzione interna, quindi messa a norma, però abbiamo sottoscritto delle convenzioni con una serie di convitti convenzionati, e ce ne sono molti a Udine, tra l'altro anche nella nostra zona, o comunque in centro città, per cui grazie appunto a queste convenzioni invitiamo gli studenti che avrebbero fatto richiesta per la casa di Viale Ungheria ad andare invece a trovare ospitalità in questi convitti e rimane in ogni caso il nostro appoggio, quindi il nostro contributo. Quello che è importante sapere è che per lo studente che fa domanda per la borsa di studio e per l'alloggio, e che ottiene naturalmente entrambi, non c'è una retta da pagare, ma la retta viene trattenuta mensilmente dalla borsa di studio. Quindi alla fine la borsa di studio sarà un po' inferiore, però parliamo di studenti fuori sede, perché il diritto all'alloggio è solamente per gli studenti fuori sede, quindi ripeto che abitano in comuni abbastanza distanti, ancorché del Friuli Venezia Giulia, dalla sede dell'università, oppure addirittura fuori regione o all'estero. Ecco, in questo caso appunto la borsa di studio sarebbe la più grossa, come dicevo all'inizio, cioè quella per gli studenti fuori sede. Noi da questa tratteniamo direttamente le rette alloggio per i mesi appunto di permanenza nella casa e poi diamo in ogni caso il contributo in denaro, perché la differenza tra la trattenuta delle rette e l'importo complessivo della borsa fa comunque un importo notevole di borsa di studio che si ottiene in cash. Grazie, veramente tante informazioni estremamente utili e un messaggio di 3 parole prima di passare agli studenti che ci seguono, prima di passare appunto al prorettore. Il messaggio di 3 parole è che sicuramente il diritto allo studio viene garantito dalla Regione Friuli Venezia Giulia e quindi il nostro messaggio è: non vogliamo lasciare indietro nessuno.
Grazie. È un messaggio di chiusura importante nell'ultima giornata, quindi capite che ci sono tante altre informazioni di cui noi abbiamo parlato e che oggi potete captare. E arriviamo quindi al momento di chiusura, tra virgolette, con il professor Angelo Montanari, prorettore appunto dell'Ateneo di Udine. Non vorrei parlare ancora di didattica mista, Angelo, se sei d'accordo, ne abbiamo parlato da 4 giorni, possiamo anche saltarla e parlare invece delle nuove sfide dell'Ateneo. L'Ateneo come affronterà i prossimi mesi, quali nuove sfide? Sì, anche nell'ambito della didattica, ma non solo. E poi torniamo magari anche, ci agganciamo a quei percorsi XL che abbiamo prima accennato. Va bene, io volevo soltanto, per fare breve una storia lunga di questi mesi, anzi sì, ormai sono più di un anno. Sì, non volevo svilire il grande lavoro che ti sei portato dietro in questi mesi per una progettazione pazzesca. Magari accennasi 2 parole, perché è giusto capire, conoscere. Appunto dare, sì, per noi, stavo pensando con quale immagine riassumere l'esperienza che abbiamo fatto, e anche se sono un obiettore di coscienza, direi che è stata un po' una chiamata alle armi. Ci siamo trovati un tavolo che era circolare, non ovale. Abbiamo cominciato a pensare alle persone che ci potevano aiutare in questa sfida e come ha detto un collega di Bologna, i progressi che abbiamo fatto dal punto di vista dell'attività didattica, degli strumenti in questo anno sono paragonabili ai progressi della chirurgia in tempo di guerra, quindi è stato veramente una rivoluzione e fortunatamente eravamo preparati, nel senso che c'erano le persone che avevano ben presente gli strumenti a disposizione e anche la tecnologia era disponibile. E, ci sono 2 principi fondamentali che ci hanno guidato in questi mesi e che ci guideranno anche in futuro, e sono questi. Il primo è la salvaguardia della salute degli studenti in primis e di tutte le persone che lavorano nell'università, e il secondo è mantenimento di un rapporto diretto tra i docenti e gli studenti. Questa è una delle caratteristiche del nostro Ateneo di cui siamo fieri. Chiaramente questa cosa si può realizzare con le modalità consentite dal momento che stiamo vivendo, ma noi l'abbiamo avuta sempre presente e abbiamo cercato di portarla avanti. Ricordo appunto a inizio periodo didattico i poli sono stati suddivisi in isole, sono stati riempiti di cartelli per dividere i gruppi di studenti, evitare contatti, sanificazione, strumentazione ad hoc per la didattica mista. Insomma, lo sforzo è stato intenso, no? Sì, su questo argomento potrei parlare sicuramente molto a lungo, ma vi do dei numeri che può essere interessante aver presenti. Siamo riusciti a fare nel secondo semestre dello scorso anno qualcosa come 45.000 ore di lezione, vuol dire che il 98% delle ore di lezione le abbiamo fatte. Abbiamo fatto 32.000 esami di profitto e 1.700 esami di laurea. Questi sono i nostri numeri, ma direi sono anche i numeri dell'Università Italiana, quindi in una situazione di emergenza l'Università Italiana ha sicuramente fatto la sua parte. E sul futuro, il futuro, cioè non torniamo indietro. Se c'è una cosa sicura, qui noi stiamo vivendo e gestendo l'emergenza, ormai noi contiamo in fasi. La fase 1 era quella di cui vi ho parlato, la fase 2 è stato il primo semestre di quest'anno su cui abbiamo ragionato a lungo, e adesso c'è una fase 3, ma sono sicuro ci sarà una fase 4. Noi dobbiamo gestire l'emergenza e intanto immaginare il futuro. E il futuro anche per l'università sarà diverso da tutti i punti di vista, perché il lavoro del personale tecnico amministrativo non sarà più lo stesso. Si parla di smart working anche in università, come in ogni ambito della nostra società, ma anche il lavoro di ricerca non sarà lo stesso, e qui bisogna trovare un equilibrio non banale, perché per il ricercatore il rapporto personale, il dialogo, il confronto, la discussione sono una dimensione a cui non possiamo rinunciare, ma nel contempo alcune cose sono cambiate. Faccio un esempio molto facile, e non è solo il Covid, parliamo anche di sostenibilità. Molti di noi sono abituati,
erano abituati a viaggiare per il mondo ogni anno, molte volte per incontrare i colleghi con cui lavorare, per partecipare a conferenze. Non sappiamo se questo ci sarà ancora in futuro. Quest'anno le conferenze le abbiamo fatte lo stesso e non le abbiamo fatte da remoto, e quindi stiamo ripensando anche a questo aspetto. Quindi il mondo sarà assolutamente diverso, e se ragioniamo sulla didattica, anche la didattica sarà diversa. È chiaro che non sarà la didattica di emergenza che stiamo offrendo anche in questo momento, non sarà questo il punto di arrivo. Quale sarà il punto di arrivo non ve lo so dire, ma non possiamo far finta di non aver vissuto questa fase. Quindi, come dicevo prima, il rapporto diretto con gli studenti è un nostro must a cui non vogliamo rinunciare, ma d'altra parte sappiamo anche che molti nostri studenti hanno apprezzato moltissimo la possibilità di usufruire delle registrazioni delle lezioni. Infatti, Angelo, ti interrompo perché la domanda da parte degli studenti, di alcuni studenti, è appunto, loro vogliono sapere se comunque, anche quando ripartirà una situazione di normalità, l'Ateneo continuerà a offrire a distanza alcuni corsi, alcuni insegnamenti. Infatti, qui diciamo fino adesso sono stati sulla frontiera soprattutto gli informatici, gli ingegneri, i tecnici. Avremo bisogno di competenze più diversificate, avremo bisogno di pedagogisti, di esperti di didattica, perché la cosa va pensata bene. Però io penso che appunto indietro non si torna, non torneremo al mondo di prima, perché non c'è più il mondo di prima. Però questi strumenti dovremo imparare a utilizzarli. Faccio solo un esempio. Noi abbiamo insistito molto come Ateneo sulla importanza di registrare le lezioni. Perché? Perché consapevoli di problemi legati alle reti digitali, e in effetti una delle cose su cui abbiamo insistito, ma non solo noi, è il potenziamento della rete digitale, e alcuni passi importanti sono stati fatti in questa direzione. In una situazione di quel tipo, avere la possibilità di usufruire delle registrazioni delle lezioni si è rivelato fondamentale. Se uno studente per qualsiasi ragione non poteva seguire in diretta la lezione, sapeva di averla a disposizione. Però la registrazione delle lezioni ha anche alcuni effetti distorti che noi non vogliamo. Vi faccio un esempio. Lo studente che, sapendo che tutte le lezioni sono registrate, non segue regolarmente un certo insegnamento, ma pospone di giorno in giorno l'inizio dello studio, un po' come forse si fa con le interrogazioni nelle scuole superiori, e poi si trova a 1 o 2 settimane dall'esame a doversi guardare tutte le registrazioni una dietro l'altra, abbiamo verificato, era facile prevederlo, non funziona. Quindi le registrazioni importanti, apprezzate, vanno pensate bene, e questo è solo un aspetto. Quindi sicuramente non torneremo indietro. Come utilizzeremo questi strumenti dobbiamo ragionarci. È uno sforzo che tutta l'università italiana sta facendo. È una domanda che trova una risposta ancora non diciamo aperta, non può essere ancora data, però è vero, cioè la registrazione, la disponibilità o la possibilità di essere a distanza ha dato grandi opportunità di flessibilità ai ragazzi, però grande difficoltà di interazione con gli studenti, e questo va sottolineato. Lancia un messaggio tu, che è il messaggio di chiusura, prima che io ringrazi tutti quanti di alcune informazioni. Messaggio ai ragazzi come prorettore dell'Ateneo di Udine. Vabbè, alcuni messaggi li hanno già dati, io li sottoscrivo. Se io dovessi darne uno in più è: dateci fiducia, noi faremo la nostra parte, ma partecipate attivamente. Cioè, in questi mesi il fatto di confrontarsi costantemente con i rappresentanti degli studenti per comunicare loro quello che si faceva, ma anche per raccogliere stimoli, suggerimenti, è stato fondamentale. E l'altro messaggio, se vogliamo, torno a una cosa che ha detto il primo relatore, il professor Sartor: la frontiera è quella della interdisciplinarietà. Noi ci stiamo muovendo in maniera decisa su tanti fronti interdisciplinari: scienza e cultura del cibo, sostenibilità,
Digital Humanities, che vuol dire mettere insieme il digitale ma anche tutta la tradizione umanistica, la pubblica amministrazione digitale, insomma abbiamo diverse frontiere, active aging sul fronte della medicina, come invecchiare felicemente o comunque nel miglior modo possibile. Quindi questo è il fronte e lo costruiamo su solide basi, quindi se volete andare verso queste frontiere noi ci siamo e vi aspettiamo. Grazie. Quindi non abbiate timori, abbiate coraggio, come ha detto la dottoressa Santin, abbiate curiosità, abbiate anche nessun timore sulla possibilità o non possibilità di intraprendere un percorso universitario, come ha detto la professoressa Pavati. Siate aperti e propositivi. Ringrazio tutti, ringrazio Patrizia, ti chiamo Patrizia, ci conosciamo da un po' per l'Ardis, ringrazio la dottoressa Santin, ringrazio Angelo, ringrazio Marco. Prima del video di chiusura vi do alcune informazioni, perché oggi chiudiamo sì questa prima fase, ma attenzione, partirà il secondo step, la seconda fase del percorso Student Day UniUd, e in particolare col 3 marzo ci sarà l'approfondimento del Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società. A seguire il 10 marzo sarà il pomeriggio di approfondimento di studi umanistici e del patrimonio culturale. Il 17 marzo il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Il 24 marzo per Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, il 31 marzo per il Politecnico di Ingegneria e Architettura, Scienze Economiche e Statistiche il 7 aprile, Scienze Giuridiche il 14 aprile, Area Medica il 21 aprile e infine la Scuola Superiore il 28 aprile. Questa sarà la seconda fase prima di maggio, dove noi a maggio ovviamente speriamo di potervi accogliere in un evento in presenza. Alle ore 15 parte la diretta live Teams per la presentazione dell'offerta didattica del Dipartimento di Area Medica. Alle ore 17 ci sarà il momento di orientamento per i genitori. Entrate sulla piattaforma web, accedete a tutti i materiali che abbiamo messo, ai video, agli approfondimenti, alle registrazioni degli eventi che sono già stati sostenuti. Accedete alla piattaforma e usufruite veramente di tutto quello che vi abbiamo messo a disposizione. Per accedere alla diretta live Teams per il Dipartimento di Area Medica potete o utilizzare il link che vi è stato inviato via mail, oppure entrare direttamente nella piattaforma che ho appena nominato. Per qualsiasi informazione scrivete a cort@uniud.it, ma potete anche scrivere: Patrizia, ci dai una mail per chiedere informazioni, un contatto veloce per chiedere informazioni sul diritto allo studio? Certo, allora abbiamo info@ardis.fvg.it e comunque vi invito anche ad andare sul sito, che è completo e si trovano tutti i contatti anche telefonici oltre che email, che è www.ardis.it. Grazie. Dottoressa Santin, qualche indicazione? Il sito della Regione, una mail specifica? Il sito della Regione www.regione.fvg.it, si va sulle aree tematiche istruzione e formazione e all'interno su studiare. Bene. Poi lì si trovano tutte le indicazioni. Grazie. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma oggi eravamo in tanti. Chiedo qui alla regia, c'è il video o non c'è il video? Non c'è il video. Non c'è il video, e allora andate appunto sulla piattaforma web per seguire e approfittare di tutti i materiali che vi abbiamo creato, e ci rivediamo poi con voi ragazzi il 3 di marzo. Un'ultima informazione, visto che non c'è la sigla, occupo io questo minuto. Le prime 2 date del test Talk, vogliamo magari lanciare il video sul test Talk, quello che abbiamo mandato ieri? Quello ce l'avete forse?
Prime 2 date del test Talk, l'11 marzo e il 18 marzo, potete sostenere il Talk E per economia, il Talk I per ingegneria, il Talk per tutta l'area ingegneria, il Talk SU per lingue, il Talk B per biotecnologie, che è accesso programmato, il Talk S per l'area scienze, quindi per tutti i percorsi del Dipartimento di Matematica e Informatica, Fisica, ho sbagliato qualcosa Angelo, ho perso un pezzo, forse devo stare attenta, quindi il Talk AV che stavo dimenticando per l'area di agroalimentare, allevamento, ambiente e via dicendo. Vi mandiamo il video così capite un attimino che cos'è il Talk e come può essere utile iniziare ad anticipare, iniziare a pensarci. Grazie a tutti voi, lanciamo allora un video comunque. Grazie Patrizia, grazie dottoressa Santin, grazie Angelo, grazie Marco. Grazie a voi che ci avete seguito. È arrivato il momento per te di fare un talk a casa, un talk all'università? Forse non sapevi che puoi sostenere il talk a partire da febbraio, già dal 4º anno della scuola secondaria superiore. Se farai il talk in anticipo rispetto all'inizio dei corsi universitari, potrai autovalutare la tua preparazione e migliorarla. Potrai ripetere il talk una volta per mese solare se il risultato che hai ottenuto non è soddisfacente. Potrai partecipare alle selezioni anticipate se il tuo corso di laurea è ad accesso programmato. Non dimenticare, se ti interessano più corsi di laurea, anche di università diverse, che richiedono lo stesso tipo di talk, potrai utilizzare il risultato di un unico talk senza doverlo ripetere per ogni corso di laurea. Facciamo un esempio. Ti interessa il corso di laurea A e il corso di laurea B? Leggi il bando di ammissione di A e B. Verifica il test utilizzato, la modalità di accesso e la soglia di superamento del test. Se i corsi di laurea A e B richiedono lo stesso tipo di talk, potrai fare un unico talk per entrambi, anche se A e B appartengono a università diverse. Ora saprai che, prima di prenotare un talk, devi controllare i nostri calendari e scegliere la sede universitaria in cui vuoi farlo e, se non trovi una data disponibile nell'università dove vuoi iscriverti, puoi scegliere di fare il test in una sede universitaria diversa. Non ci resta che augurarti buon talk!